D'altronde Nina è una gran bella putea e muger bella e dote buona, e se do cose che non si trova unire così facilmente. Ma vuol dire che se arrivo a maridarla che penserò mia a educarla pulito. Per carità, cavaliere, o che avevamo fatto aspettare? Ci scusi, cavaliere, ma eravamo a fando toiletti inciavati in camera. Domando scusa mia, anzi se devo anticipare un poco troppo, ma l'ho fatto apposta per stare un poco solo con lei. Bravo, pastar si può dire infameggiato. Insomma, queste parole mi riescono graditissime. E oramai è sepolcro il cuore dei nostri. Ma Emilia, guarda cosa che fai a Nina che ancora non si vede. E si che era apparecciata? Una si incomoda, prego. Ma che par? Vado subito! Antipatico! Ah, vedi che bella grazia che anche questa. Oh, non faccio per dirsa, ma se do bombonni. Da seno che se ne fosse maridata, sarebbe sta imbarazzante scelta. Ah, senti stu momo. Adesso Nina, non ti vedi il cavaliere? Nina? Ciao, Emilia, sa tu cosa che ha detto il cavaliere? No. Dighetti. Niente, diceva che tra le altre due seria sta imbarazzando e sua sposa. Che è, Betty? Ma Nina già, i meriti di mia sorella. Si dica a tutti. Peccato che non ti sei più disponibile. Oddio, signorina, Insomma. ma ne tocca sul serio un complimento già. Mi intendevo dire che nel caso di Paride, ecco, sarebbe sta imbarazzata chi dedo dargli il pomo. Sicuro, Paride. Chi sei sto signor Paride? Paride, ciò. E che ha parlato del pomo mi sarà asciutto io qua da basso.